Abbiamo dei vigliacchi che ammazzano delle persone innocenti, due figli del Veneto hanno perso la vita, prima Valeria Solesin, oggi Luca Russo, e ancora una volta una contabilità negativa. Come diceva Hemingway, la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. Anche in questo contesto siamo davanti a una guerra non convenzionale, non è la guerra che conoscevamo delle truppe, dei soldati, ma una guerra di questi vigliacchi che ammazzano i nostri ragazzi. Mi aspetto le moschee tutte aperte per condannare questi fatti, non bastano alcune dichiarazioni di qualche delegato a farlo. È una vita spezzata, è una speranza, una giovane speranza che viene spezzata dalla irrazionalità, dalla ferocia degli attacchi terroristici, e questa è una minaccia grave, una perdita insopportabile. Ma questo ragazzo deve diventare anche l'emblema di un impegno civile perché i fattori di sicurezza possano accompagnare la vita di ciascuno, tanto da metterlo nella possibilità di realizzare i propri sogni, i propri desideri, di mettersi alla prova.